Ci sono tutti i presupposti per diventare un film di successo con fatti veramente accaduti. Vi parliamo di quanto avvenuto a Favara nel pomeriggio di mercoledì scorso, sfociato poi in 3 denunce da parte dei carabinieri della locale tenenza, 2 per occupazione abusiva di terreni ed edifici, di cui uno anche per danneggiamento, e una per porto di oggetti atti ad offendere. È successo in piazza Don Giacomo Alberione, dove vi sono le residenze dello IACP. La storia è questa. 2 persone conviventi, DDL e RA, decidono di occupare abusivamente un appartamento popolare ancora vacante dopo che il legittimo proprietario ha deciso di rifiutarlo. Nel frattempo, però, il 23enne è stato condannato ai domiciliari per altri reati, pena che ovviamente non poteva scontare nell'alloggio di Contrada Piana dei Peri. Allora decide di lasciare libero per un po' il tempo di scontare la pena questo appartamento. L'abitazione, nel frattempo, è stata a sua volta occupata abusivamente da un'altra coppia, RS e FN, rispettivamente di 36 e 26 anni. Finita la condanna, il 23enne insieme alla sua compagna decidono di ritornare in quello che per loro era il nido d'amore. Ma ecco l'amara sorpresa: l'appartamento era già occupato da altri e quindi scatta la pretesa. Per riappropriarsi dell'appartamento, il più giovane ha sfondato la porta. Tempestivo è stato l'intervento dei militari agli ordini del tenente Treleani, che hanno evitato il peggio. I carabinieri hanno infatti trovato in possesso del 36enne RS un coltellino. Morale della favola: una lite sfociata per un appartamento che al momento non gli spetta. Se non vi fossero state lentezze burocratiche nell'assegnazione di quest'altro appartamento, dopo la rinuncia del legittimo proprietario, con molta probabilità non si sarebbero verificati questi fatti.